Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del mattino della TGR. Anche oggi in primo piano la cronaca con un'operazione antidroga dei carabinieri di Catania e poi una scossa di terremoto tra la Sicilia e la Calabria. Ma oggi faremo anche una immersione virtuale nei fondali del Plemmirio. Entreremo nella stanza del mare da poco inaugurata a Siracusa. E poi ascolteremo l'ultimo brano del duo Calandra e Calandra, un valzer viennese cantato in siciliano. E quello che abbiamo appena visto è il videoclip di L'Udisio, l'ultima produzione musicale del duo Calandra e Calandra, oggi i nostri ospiti. Buongiorno a Maurizio e Giuseppe Calandra. Allora, L'Udisio, un valzer viennese cantato in siciliano. Come mai questo accostamento? Ma intanto diciamo che noi abbiamo accostato diversi brani, diverse tipologie e stili musicali. Poi quest'anno ricorreva il 60° anniversario del film di Luchino Visconti, Il Gattopardo, e abbiamo detto perché non rendere omaggio a questo grande colossal che parla comunque della nostra Sicilia, e quindi abbiamo scritto questo brano e arrangiato con un'orchestra dal vivo e abbiamo realizzato un videoclip, fra l'altro realizzato in una delle location del Gattopardo. Stiamo vedendo proprio questo. Dove è stato girato questo videoclip? È stato girato fra Castellammare del Golfo come scena iniziale e poi siamo stati a Villa Bosco Grande, a Tommaso Natale, dove abbiamo girato tutti gli interni e gli esterni del video. Con abiti, ho visto Sì, c'è un corteo storico riconosciuto, diciamo a livello internazionale, possiamo anche citarlo se dicono creiamo problemi, no. Il corteo di Armonia Soave, che ha realizzato, diciamo, le danze e i costumi. La vostra musica racconta sempre la Sicilia, no? Sì, diciamo siamo siciliani e quindi per difetto ci piace cantare la nostra lingua. Abbiamo realizzato tantissimi videoclip che parlano delle cose belle della nostra terra, perché ne abbiamo tante, quindi può essere dal cibo alle location al mare e quant'altro. Abbiamo realizzato appunto diversi videoclip anche ambientati sott'acqua, ad esempio con la Pisci, che è stato girato nell'isola di Favignana, quindi diciamo amiamo raccontare la nostra Sicilia. Ma le canzoni in siciliano sono apprezzate fuori dalla Sicilia? Diciamo di sì, nel senso che noi siamo stati in giro per il mondo, siamo stati in Guatemala, New York, Svizzera, Belgio, Canada, Francia, siamo stati a trovare i nostri conterranei ed è ovvio che, come dire, per loro respirare l'aria, la lingua della loro terra natia è sempre un piacere. Magari in Sicilia, come dire, abbiamo tutto sott'occhio e quindi magari spesso non facciamo caso a quello che ci circonda. Voi avete portato questo asinello, cosa rappresenta? Ma è la nostra mascotte, tutto parte diciamo dallo Sciccareddo, perché è stato il primo brano che abbiamo cantato in versione reggae con un'orchestra. Abbiamo realizzato un videoclip e da lì si sono aperte tantissime strade, tantissime ospitate, diciamo, in varie TV nazionali e regionali. E quindi l'abbiamo portato sempre con noi anche in viaggio e lo utilizziamo anche per fare le foto ricordo, quindi diciamo che sotto questo punto di vista è un VIP, è fotogratissimo. Voi siete fratelli, quando è iniziata questa passione per la musica? È iniziato prima uno e poi l'altro? Come è andata? Sicuramente sì, perché ho suonato prima, per cui ho cominciato a suonare prima. Maurizio poi mi ha seguito dopo, però con vie diverse, cioè lui faceva una musica diversa da quella mia. Io agli anni 60, Io facevo il blues. Poi però una cosa che ci ha unito è stata la partecipazione assieme in un gruppo folcloristico. Per cui dopo tanti anni invece è nata di nuovo l'idea, è nata da lui, l'idea di proporre la musica siciliana, per cui abbiamo lasciato quello che avevamo fatto come trascorso musicale, ci siamo
buttati a... Adesso stiamo vedendo proprio le immagini di una vostra esibizione. Sì. Sì. E ci siamo buttati a capofitto con la musica siciliana, che ci sta dando tantissime soddisfazioni, anche perché noi... Che portate anche fuori dalla Sicilia. Sì, Assolutamente, sia fuori dalla tantissimo. Sicilia, ma soprattutto nelle piazze, nei teatri, diciamo, abbiamo anche una bellissima band, quindi giriamo le varie piazze portando la musica siciliana in giro. Prossimi progetti? Ma quanto prima dovremmo realizzare un nuovo videoclip che esce un po' fuori da tutti i nostri canoni, diciamo, musicali, nel senso che noi amiamo raccontare la Sicilia in un modo giocoso, molto divertente, molto spesso. Questo tratterà un tema molto particolare. Non anticipiamo comunque. No, possiamo semplicemente dirlo, nel senso che è un brano che dedichiamo un po' a tutte le persone che hanno perso un proprio caro, quindi penso che nel mese di aprile utilizzeremo il brano per fare già le riprese del nuovo videoclip. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie a Maurizio e Giuseppe Calandra per essere stati con noi. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. E adesso i giornali oggi in edicola con la rassegna stampa.